Instagram siamo in diretta. Eccoci qua. Vediamo un po' il tempo che si collegano le persone. Buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera, buonasera. Abbiamo fatto questo strappo alla regola. Buon fattocina. Allora, qui ci sono i primi saluti e anche qui ovviamente su Facebook. Vediamo un poco. Appena arriva la richiesta. Allora, vediamo un poco. Vediamo un poco. Mettendo con Mario Trevi. Eccoci qua, siamo in diretta con il maestro Mario Trevi e il maestro Di Domenico. Qui Mario, mi senti? Buonasera, ciao Enzo. Mi senti così bello, Mamma mia. Brava Vincenzo. Aiuto a te, voglio. Come stai? Tutto bene? Stai, innanzitutto come stai? Enzo, tutto bene. Questo Hai cenato tutti quanti? il nostro amico comune, tuo nipote, dove sta? Sta vicino a te? Sì, sta No, qui buonasera. Buonasera. Sta vicino a me, state tutti qua. È un incontro tra nonni e nipoti in questa diretta. Come sei bello, fammelo dare. Il caro Diego. Ciao Diego, ciao. Buonasera maestro, buonasera. E che c'è da bello che c'è Diego? Mamma Secondo te ci meritavamo chi se ne può noi due? Certo. Perché noi siamo delle persone intelligenti, hai capito? E allora mi fa forse i punti intelligenti. Ah, ecco. Ci cuccaiamo con tutte le scarpe, insomma. Che dici? Che mi racconti? Ma voglio capire una cosa, scusa, però la prova, piccola prova a volo. Io voglio vedere se andiamo in onda uguale, viene la stessa a me, guarda, voglio vedere, la prova, vediamo 3 secondi, Dì che tu controlla. Solitaria, vai. Come l'anima abbandonata nell'amore mi sembra che aspetta che carabano un balcone. Bravo. Vai. Ma la Vabbè, ci sarà meglio che facci buttare ci do pianoforte la prossima volta. Sì, comunque hai fatto delle belle canzoni tu, bellissime. Ti ricordi essere un bel cantante, sei stato veramente e sei un grande autore. Ti ricordi quello che ti ho fatto tanti anni fa che faceva? Torna maggio ma senza come no, che bella canzone. Maledetto che mo si sposa, che ne faccio sta gioventù, che ogni prega, Madonna mia, fammi grazia, falla tornare, sto morendo ma vengo
Allora, che canzone, mamma mia. Possiamo, ha detto che grande Ma canzone. sai, Enzo, diciamolo agli amici che sono in ascolto, perché certe cose, diciamo così, da dietro le quinte, devono sapere la gente. Noi quando facevamo queste canzoni abbiamo passato in nuttate sane, per un verso, perché no, non mi piace questo, non mi piace che là, no, ci venimmo rimane perché a magagnare sta parola qua non mi piace. ma fino all'ultimo, Dicevamo pure a volte, e certamente, se no non potevano nascere dei grandi capolavori. ma fino all'ultimo abbiamo cambiato, all'ultimo mentre lui stava cantando, uno si che sta da manera. E così è, la cosa studiata è così. Che volevo dire... Addirittura lo presentava in da sala di incisione, no. Che sta frase qua non mi piace, ma mettere che sta là mi fa no, non mi interessa, mi fa una cosa. È vero, è verissimo, è verissimo. È vero. Senti, adesso è tutto più facile, questa è tutto normale. E chi ci vuole? Riesci a sentirmi? Di questa canzone, un detto Franco Miraggio col suo manager, ti ricorda pure Franco Miraggio, sì? Sì, Allora vede dal mio studio e dice, maestro mi dava una canzone tale e quale, una canzone ma da puzzutta proprio, tale e quale. Si dice, ma qual è? Ci fate una sentita, dice, vediamo di che si tratta. Chi le fa? Torna maggio, ma tipo, io ma state pazziando, ma state facendo voi. Caccia mi devo rubare me stesso, fatemi capire che volete fare. E sto fatto è rimasto un poco, sai, nella storia. Certo. Invece il maestro Tonino Ildio, sì. Quando io dicevo, sai, ma guarda che adesso somiglia a questa canzone, sai, rispondeva lui, diceva, ricordati una cosa, che saper rubare è un grande mestiere. E come no. Ciao Tonino, se sei in ascolto, un bacio a te e alla tua famiglia. Ma stai parlando del maestriglio? Sì. Il più bello del mondo, è bellissimo. Sai che una cosa che mi ricetta a me, due parole, una e due. Io ti ricordo quando io facevo sentire le mie canzoni al pianoforte, no? C'è a me, ma perché mi hai cantato io? Certe cose mi sono rimaste così impresse. Ma noi lo dicevamo perché tu poi, quando abbiamo fatto Solitaria, abbiamo fatto che sta torna maggio, eccetera, no? Poi tu giustamente hai preso un'altra strada, sei andato su un altro treno e questo dicevamo noi, e io, dice, ma perché non sei cantissimo queste cose? Perché eri un poco ingenuo. Perciò dicevi questo. Allora, Anna scusa, mi sa non te levo come ti scusa. Questo è convierte sposa. Ma come l'abbiamo fatto, dico, sai se tu te lo ricordi bene? Come no? E la gente sapere, sì, signore, è stata una decedia per noi. Esatto, questo si chiama onore. Bravo. Possiamo, vi interrompo un attimo, giusto per dare, Sabato, correggimi anche tu se sbaglio, maestro, correggetemi, per dare anche un po' di soddisfazione a... sì, lo so, pure per leggere i commenti, perché però quando parla la storia che avevo un fermo pure io, Credo che abbiamo regalato, non lo so, un'emozione indescrivibile a tutte queste persone, perché noi teniamo sempre annanzi, quindi per noi è, diciamo, no, non è un problema, però è diciamo, un'emozione che non riusciamo a valorizzare. Ma io me ne accorgo da quando magari qualcuno mi presenta, dice, lo sai, lui è il nipote di Enzo Di Domenico, oppure è il nipote di Mario Trevi. La gente si blocca, cioè hanno delle reazioni perché ovviamente... Ancora vivo. Allora, secondo me è giusto anche leggere qualche messaggio di queste persone che vi amano. Vai, Sabato, vai anche tu, vai.
Allora, vediamo un pochino, ce ne sono tantissimi, perché poi nel frattempo, perché io tra parentesi, io tengo qua Facebook sulla pagina di nonno e qua Instagram dove siamo tutti e Quindi due. sta volando. A me Facebook si è bloccato e quindi l'ho tolto da mezzo. Ah, no, no, invece qua sta continuando, infatti ci sono molti commenti, però leggiamo prima questi qua di Instagram. Allora, vediamo un pochino. È una parola, uomo, allora, vediamo un po', vediamo un po'. Poi facciamo una cosa più semplice, impegnatevi che rispondete personalmente a tutti. Come Perché se... a me interessa. Allora, ritenetevi tutti salutati. No, ma tutti quanti, perché si possono rispondere? Vabbè, Scusate. stanno scrivendo da Palermo, dalla Puglia, Sì, da Foggia, Emilia Romagna. Cioè, stanno scrivendo veramente da tutte le parti. mamma mia, quanti ne sono, quanti ne sono. Si te vaso Sì, di Napoli, questo è sì, bello. no. Quasi te vaso di Napoli. Allora mi placavo d'osti. Bisogna assolutamente ricordare di Mario Trevi. Se non ci sta pensando su che canzone sono. Fammi che fu indifferentemente tanto saggio Per giorgio miei e dammi sto valere non aspettati mai indifferentemente se tu mi giri non ti dico 7 più. Bravo, 7 più. Saluti dalla Germania. Senti, ti raccontato questo fatto che tu forse non lo sai. Vai. Dovevamo cantare insieme io e Claudio Will, un grande artista, tanto di cappellone, no cappello, con dei lampare. Ah. E allora praticamente, insomma, tu ricordo o socio, o io, dico bene, o socio, Franco Bandi, a un certo momento non erano ancora suoceri, non era nessuno. Insomma, faceva una specie di segretaria a Claudio Villa. Chi se mi va domandare per tutto Napoli a me e dice chi le dopo Claudio Villa gli aveva un momento all'albergo Vesuvio e che ci veniva a fare? Dice non lo so, fammi la cortesia, vai a prendere Mario Trevi e me li ha buttati a casa. Non so come devi fare, ma li ha buttati a casa. Comunque io vado a questo del Vesuvio che mi porto lui con la macchina sua e andiamo sopra. E vedo che si coppa un letto solamente con mutandini a canottiere. Sai, seduto come butto, sai, insomma, mia soletta e che spalle faccio a spaldare lui. E ricetti Claudio, che c'è? Dice, no, ma io mi devi fare la cortesia perché mi devi controllare se io parlo bene il napoletano in questa canzone. Allora che se ti dico a te, Vicenza, insomma, falle un conte lampare, mare, ogni fiammella che spunta, conta. Allora sa, a me mi mette proprio dal cuore. Cioè, ma che stai facendo? Certo, ce a me ricette, come ti permetti? E certi sì, tanto di cappello per Claudio Will, ma tu mi stai dicendo mi devi controllare e ti già dici che stai facendo bene. Che controllo è? Comunque mi tenete a me la bellezza di mezza giornata, perché lui la strofa la faceva bene, capito no? Perché in un paese, poverelle, scalerocce, stratulelle, capito, scivolava. Quando sarebbe fatto? E quando arrivava poi in ritornello che era fa, e capivi, parlano punte, lampare, mare. Allora chi si faceva scantini, capito? Parlano punte, lampare, mare. Certi, ma che cacchio stai di? Come ti permetti, no? Scusa, tu mi hai chiesto di vedere come stai facendo, per me non stai facendo bene. Comunque mi mettete, me sei un nato,
a fianco a essa è stato un po' pulito, chi si faceva a spallare l'unetta e io a spondelette. Chi si cantava, allora faceva fallano conte lampare, no, fallano conte lampare. Comunque a dire fallano conte lampare, mare, mare, ogni fiammella che sponda conta con come abbiamo incazzati. È perché capite, chi li ripeteva sempre a finale con la capite? C'è ti senti, Mario, per non farla lunga, per non farla lunga, vicino, alla fine, quando abbiamo fatto le prove generali a Basso Mediterraneo, non sai che chi l'ha cantato con dei lampari come era napolitano? Beh, è chiaro, perché ha avuto che tu maestro in scuola. Ti dice, uè, posso dire una cosa? Mi ascolti? Però ma tutto Napoli sa che Claudio ti ha fatto a spondeletta a te. Ma vabbè, ma che significa? Quello praticamente non era una questione di imparare a fare una cosa. Lui giustamente da romano era sotto il pizzo. No. Noi poi siamo stati pure in politica insieme, abbiamo fatto delle tournée in Germania, erano un bello compagno. Aveva il suo carattere come ognuno di noi, però era un bello artista, Claudio Vito. Tanto lo ricordo a Giuda agli Esposito una volta, alla Fologna, non è tanto bene perché Zacci faceva a sentire, perché gli stavo con Baldi da molto lui, no? Viene da me, è retto a suo crossiere piccolo piccolo, vicino a pianoforte. Così curto, certi che se non lo dimenticherò mai, ma è proprio piccolo, è un po' più alto del pianoforte. Però era intelligente. Sì, che se cosa cade il pubblico non lo sa, questo è tutto vero, è tutta storia. C'è una canzone che si chiamava È napolitana, era di Danuti Cioffi, a un festival di Napoli, no? E allora la cantava Giuseppe Necruni. No, non conosco neanche la canzone neanche. Era un cantante che veniva dalla RCA e lo dirigeva Ennio Morricone. Oh, la facciamo. Ai primi tempi di Ennio Morricone. E allora viene chi sta a Napoli e si mette a provare, sai, alle prove, insomma, sempre mediterranee, e faceva, stai napolitano. Ma logicamente Giuseppe Cioffi, tu ti ricordi Giuseppe Cioffi? Sì, come carattere, lo sai il carattere di Giuseppe Cioffi? Gazzuzzo, diciamo. E chi era l'unica, non perdeva tempo ad offendere la gente. Comunque, chi si piglia e si mette a fare che sta napolitano, è napolitano, è come siamo dito, ma è bene, è napolitano. Quando arriva Giuseppe Cioppa, no, dal fondo teatro verso il palcoscenico e dice, ehi, ma che cacchio stai facendo? Stai facendo? Io ci ho messo tanto per fare questa canzone e tu mi stai accedendo. E tu mi stai accedendo 3 secondi. Ma comunque Morricone era rosso però, Però Morricone accetta un arrangiamento, appunto per questo stavo dicendo. Però comunque sono cose belle anche da ricordare. Sono tutte cose belle. Solo degli aneddoti, capite che sono belle, perché questo qua, e guarda che qua stiamo parlando di grandi artisti, non è che... È chiaro. Perciò dico, la canzone napoletana non è uno scherzo, hai capito? No. Lo sai meglio, la canzone napoletana è una cosa seria. Aspetta, però non entriamo in polemica, perché io voglio parlare solo di noi. Non parliamo in... No, senza polemica. Non voglio parlare di nessuno, voglio parlare massimo di te. No. Ma noi stiamo parlando della canzone e basta, capite? Modestamente parlando, parliamo solo di te, di me e di Caruso, va bene così? Sabato, hai qualche richiesta di qualche fan che vuole entrare per caso? Gli facciamo questo regalo che vuole salutare i nostri nonni. Instagram, vedi in basso, perché tu hai fatto tu la diretta, quindi in basso ci stanno dei numeretti rossi, vedi? Sicuramente. Sì, ce ne stanno parecchi numeretti rossi. La pagina. Ci stanno scrivendo da Taranto, dalla Germania, dall'America. Ragazzi,
avete veramente fatto qualcosa di grosso È stasera. brutta casa, una pare che marinare, una lontana prora. Dove le spose, una rezza pescatore, e sulle stelle questa. lo sposalizia boscia marinare, sotto la finestra c'era la prima amore. Quanto è certa dalla tua falattonnina e tu champagne tenga Mario 3. Allora, Questa è la vera storia, dalla Francia. Belli canzoni, amici. mannaggia, poi Mario, però una divertita così ce l'abbiamo fatta insieme vicino al pianoforte, che sta proprio sfida. Sì, tu hai fatto belle canzoni, hai cantato belle canzoni. Ma tu sei grosso, ma perché ti preoccupi che diventa? Tu sei grosso già. Senti, Antonio Vian, no? Che avevi fatto già un mare successo. Quando io feci Mare Verde, tutto quanto, è settembre con me, hai detto settembre con me. come mi ricordo? Sì, mi ricordo quando, voglio. Che stai Cosa presentare i ciotto, era settembre. Ah, era settembre. Ma settembre con me è da Vian, è Fiore. È di Viano settembre, Fiore Viano. È Fiore. Poi era settembre. Era settembre 18. Ah, ecco, non è di Vian. Che si dice? Accarezzava e tu sotto la burgolata tu manere. Ah, sì. Per il sottovace settembre, sì, era settembre e i primi grun cominciavano a cadere. Settembre è tornato, ma tu mi hai lasciato, ma trova si vota, ma sanno danata, tu chiagni per me, come cagnie, o bene perduto, e sono suonata per tutta una vita, pernuta così. Settembre è tornato, volesse pure io, ma non ne canzone, mamma, la ricordo. È di Renato Fiore, te la ricordi allora che è settembre con me? Sì. Quale? È Renato Fiore, settembre con me. Come? Ma parla di te. Settembre con me, che mi dice addio pure tu, parte tu come con te. Settembre, e te pure di Renato era. Che si chiama Settembre con me. La conosco, ma parla di te, pure di Renato Fiore. Ma parla di te, ma parla di te pure di anni. È Renato Fiore pure. È Renato Fiore. Ma parla di te, tutto qua, no, Palomba Vian. Quale? Tutto qua, ma parla di te, ma ne rete capo, vaccia con Fiore questo. E non voglio sentire l'arrangiamento qua, ma che ne fai? La colonna sonora di 10 comandamenti. E architravo, scusa, ma parla di te, è di Renato Fiore sì o no? No, è di Palomba. È di Palomba Vian. 1964. E poi convinto che era Renati. No, settembre con me è Fiore Vian. Sì, vabbè, no, ma pare pure mi parla di te. Invece ho sbagliato, va bene, è di Palomba. E che la che facette poi Pisana c'è una bella canzone. No, non si chiama amore, non si chiama amore, questa passione mia. La cantava mia Maria Paris. Sì, che bella cantante, ma in senso pesante alto. C'è un commento particolare che voglio leggere, Franco Moreno Official. Che finalmente Napoli Vera in diretta. Buonasera a voi, maestà. Voglio. Mancavo solo tu. Fallo entrare, Salvato, vedi se riesci a far entrare. Aspetta, vediamo un pochino se riesco. Allora.
Vediamo un po'. Ma l'ha visto prima, non cantate di frate che me ne vate. Non guardate lui, frate, che se no sono qua. Eccolo qua, Franco Moreno. Che solamente in coppa montagna, pare una voce antica che se lagna. Hai visto Vesuvio stasera? Ha visto Vesuvio. Via Caracciolo, Umasciangioine, Margiolline. Moreno, ciao. Finalmente, maestro Di Domenico, buonasera, maestro Mario Trevi, e buonasera a tutta la Napoli nobile e non. Ma che bello maglione, ma che bello maglione. Siete i grandi. Finalmente Ehi! facile vedere poco più spesso. No, ma io anzitutto lo faccio ogni tanto per Scusate, stare un po' Mario, il nostro scusami. pubblico che ci vuole bene. Io E poi lo faccio anche per mio nipote che praticamente, hai capito? Insomma, diciamo. Quindi mi ha da ringraziare. Allora, maestro, mi permettete se parlo per 2 minuti, 2 secondi? Ti ascolto. Allora, Dite. il maestro Diti. Enzo Di Domenico ha qualche annetto in più ai 40 anni. Mario Trevi qualche annetto in più ai 40 anni. Siccome che io ne tengo 35 e scendo ancora fuori un bar, vado a fare qualche servizio, voi non sapete il mondo quante volte mi dice ma non sta a Napoli. Ah, ecco. E dico e basta. Però ti devo tu, cioè, Finalmente hai visto Napoli stasera. hai capito? Poi, dici, quando facessi un bar all'università, Vittorio hanno una. Ma senti o no? Ti senti? Come ti senti? Vittorio hanno una. Io abitavo a Piazza Callo Terzo. Venette a casa mia. Dice, voglio. Io mi chiamavo Voglio perché io chiamavo Turchicello, no? Lo so. Dice, voglio, ma vieni un poco sto test. Dice, la faccio cominci. Che se una maronna canzoni già senza la musica. Ma quando ci mette la musica. Poi, ha sentito quando la fornisse, che facette torna a salire. E quando ha sentito, io dice, c'è a me, dice, che ne dice? Che ne dice? Che se no scarsa tutta un'altra. E così succedette, perché era una cosa così bella. E come infatti, quando noi stavamo giù alla Phonotype, la vecchia Universal, là ancora c'è stato questo bar all'università, che si mettevano tutti questi studenti, sai, prima di andare all'università, si fermavano là, facevano a roccia, là fuori. E chi si sentiva uno, e da lì nacque questo bar all'università. Bellissima proprio. E la musica che hai messo tu una sola celestà si chiama gioventù, come ti chiami tu? Che canzone bella. Indosso un bar all'università, sente 20 anni tanto tempo. Mi mare sul caffè, quando vinco insieme a te. Maestri, vi posso chiedere una cortesia? Scende su e se ne va. No. Una sola celestà si chiama gioventù. Tu. Un bacio a Vittorio Annuna. Maestri, vi posso chiedere la cortesia? Una cosa.
Andavo tu con queste canzoni, ma tenissene di me, tutto lo che padre lo tuo. C'è Franco Moreno che vuole dire qualcosa. Niente, vi volevo dire, siccome che voi siete le pagine del nostro libro di Napoli, della storia, perché la storia chiaramente Mario Trevi, Franco Ricci, Alberto Amato, Gilda Miglioretti, Giulietta Sacco. Aspetta, voglio dire, guarda, tengo i telefoni in scarica, prima che finisce. Voi, chiaramente la storia, c'è sempre quello che inizia la storia e poi ci sta chi la continua. Per cui... Ma scusami, no, tengo telefono, si sta scaricando il telefono. Voglio dirvi soltanto una cosa bella, siccome che ci sta a Napoli in diretta stasera, e siccome che il 6, fra 3 giorni, è il compleanno di un altro grande come voi, ed è il grande Mario Merola, che non c'è più purtroppo. Che non c'è più, facciamoci gli auguri al maestro come voi, Mario Merola. Certamente. E rispetto tutti. E grazie anche a Enzo Di Domenico che l'ha di dire canzoni. Non so se mi spiego. Ma la storia è fatta. La storia è fatta così. Diceva così Giuseppe Cioffi, diceva, senza le belle canzoni. Io non sono Giuseppe Cioffi, io cantante non va risolto. Se non c'era, allora, Cristoforo Colombo, se non aveva là che remavano, ma come arrivava America? Oh no, maestro. Una volta su Facebook si parlava di Passione Eterna e si parlava del grande successo della bravissima Valentina Stella. Non so per quale motivo andarono in specie connubio loro con Diego, mio nipote. E il mio la materia prima facevano niente. La materia prima era Passione Eterna, la canzone. E gli hanno detto, hai ragione, se abbiamo sbagliato, capito? E così c'è gente che lo ammette e gente che no. Ma vedi tu, Mario Trevi l'ammette sicuramente perché lui è stato sempre un appassionato della canzone, ma anche Mario Merola. Mario Merola è stato sempre uno che le canzoni le ha saputo scegliere. Sì. Le ha sapute scegliere Mario Merola. E poi Mario Merola è un nostro amico, lasciamo stare proprio sparte di scherzi. No? Aspetta un momento, diamo anche un contributo. Invece, un contributo a Zuzu però, perché Zuzu è vicino per tutte le canzoni. E poi c'è cosa dire una cosa. A Zuzu lo ricordi? Come dici? Mario Merola aveva già un pasticciotto incartato alla pasticceria, perché Zuzu non è fatto te. Pigliamo per esempio Passione Eterna e diceva canta sta canzone. No, non è sempre così. Non è sempre siete grandi. Non è sempre così, perché questo è detto da Zuzu, perché non sta sicuro che Zuzu non sta in ascolto, perché chi le viva molto Zuzu è morto. Ah sì, è morto, sì. Non lo sapevo. Sentite, Comunque, i grandi maestri. Zuzu che girano turno per tutte le canzoni. Voi non vorrei. Come? È morto Zuzu? Ma stanno dicendo che è morto. Sì. Ma che me lo capire parlare è morto con Cruno, io non lo so. Ma voi ricordate a Enzo Stellato? A chi? A Stellato? Sì. L'arrangiatore, sì. Oh, la bella troupe, io sono buona. Meno male, adesso ricordo, ma che si ricordi chi lo dice? Tu ricorda Enzo Stellato? Enzo Stellato, noi abbiamo fatto un LP ultimamente, ancora non l'ho pubblicata. Si è scaricato, hai visto? Si è scaricato. Già fatto. Metto caricato. Però oggi... Metto fine da corrente. Ha detto Metti nella corrente, caro. I ritorni. Non lo so, mi è scappato. Il fatto è che quando è stato numerato sono morto, a me non mi è numerato proprio. No, signora. Chi è? Ma un ragazzo nei commenti ha detto, fate una cortesia, a me non mi ha numerato proprio.
se no si fa la cartella. Bravo, veramente bravo. La dobbiamo Rino, ragazzi. More Se si è cagato il telefonino. Penso che... Ah, capite che da mettere un filino della corrente? Che ne sapete? Sì. E penso che non ha capito, no? Mannaggia miseria. Ragazzi, stiamo avendo veramente tantissimi messaggi. Sabato, leggi qualcosa pure dalla tua pagina. Allora, no, qua ci sono su Facebook, vediamo un po'. Maestri, mi fate un saluto. E vabbè. Daniela Ziccari, paura, maestro, Bella, chiedono paura. Paura tengo un ricordo io. Se ti ricordi, nella mostra d'Oltremare c'è stato pure Enzo Berri. Mamma mia, guarda. Paura, se tu non mi fai mettere paura. Oh, cantate. Bello. Oh, la vuoi cantare tu? No, non me la ricordi, mi ricordo solo paura. Non ti voglio. Non ti voglio, e mi mette paura. Poi, So chiudendo, si scorda di me. Non ti cerca. E con la pazienza te la tremalla per te. Paura, se tu come fai mettere paura, come dice, c'è un mento d'oro, non non ti voglio e mi mette paura. Bravo, ma la sai però. Bravo, Ah, bravo. è che non sono C. Bravo, bravo. Siete i nostri faraioni di Capri. Qualcuno ha visto i commenti belli, Sabato? Poi c'è sta pure, poi incominciano le richieste alla pagella, povera amore. A pagella sono più da ascoltare. Sì, dice, quando facete la pagella, no? Queste cose che il pubblico non lo sa. Allora ci stava Pasquale Crispo, Lino Crispo, no? Che sapeva o copione praticamente lo scrivette Giovanni Fiorenzo, quello che scriveva il copione per il Teatro 2000, per le sceneggiate per Alfredo Razzieri. E allora teneva una battuta questo qui, no? Che era vicino Trambiere. Trambiere, Simone, non mi mettere rinda la fosse mugliere, mettere rinda la fosse sorda. Allora, quando Giovanni Fiorenzo andammo a San Giorgio dove abitava lui per ascoltare il copione che aveva scritto, no? La pagella. E allora quando arrivava alla parte di Lino Crispo, certi siedi dice, guardi che questo qua sta battuto a calcio di Aloha Chist, perché chi si scema con me Sbaglia, no, sbaglia di proposito. Appunto. E che facciamo qua? Facciamo ridere il pubblico. Lo sai Crispo che dice? Come parlavi che era brutto proprio come che c'è un volere. Ma c'è una invece come facciamo ridere il pubblico? Io faccio sbattere in mano. Comunque, vabbè, non avevo letto da che l'ha battuta proprio per nessun motivo. Allora arrivammo proprio al debutto, mi aggrega Renzo. Arrivammo al debutto di certi senti, io mi metto sotto la quinta. Proprio per sentire quando esce là fuori si fa uscire o no. Tu, tra me, sì, moro, non mi mettere in da fosse in un mettermi in da fosse in sorda. Ok? Vabbè. Se presenti in Spinetis, quando arriva a battuta che dice fino a chi dice Rambi, sì, moro, non mi mettere in da fosse in mugliere, mettermi in da e sorda. Che lo dico, il teatro di Mille sono una caretta, sbattevano in mano e il rosato non si capiva più niente.
avete asciuto o capo o direttore scena Pasquale Martina, avete asciuto in scena e dicendo dovete interrompere insomma gli applausi e dice sentite noi dobbiamo andare avanti, che facciamo? Capito? Ma che doppia che non si va più avanti. Ma Maria lo sta. Non si poteva più andare avanti. Allora, per ricordare Giulietta Sacco. Come no? Sì, andiamolo un bacio a Giulietta. Giulietta, se sei in ascolto, un bacione. Vai. Buonasera a tutti. Vai. Bella. Senti, Mario 3. Oh no, Mario 3. Sul papà siamo ieri Diego. E la moglie di Diego si chiama Mavi e fa i testi gli pagliacci che essere avuto fare ridere. Va bene. Andiamo avanti. Abbozziamo. Allora, vediamo un po'. La sorpresa ci voleva, no? Sì. Sorpresa, quando ci vuole. Mi dispiace che l'altra sorpresa la tengo in America, ma la prossima volta la facciamo trovare qua. Mi do appuntamento per luglio. Perché sta zio Moreno che si sta provando a collegare con i profili Katia. Già fa. Vediamo. Allora, Ma dove sono? Qua stanno scrivendo le canzoni di tutto specie, o Metronotte, Brillante Rampone, Letto Cavallari, a Pagella. Gente correte in da cucina. No. ah, così. A rubare caprette che patà. Tutto furno insieme e patanello. Questa è la sceneggiata che prima la Maronna. No, non si riesce a collegare. Mannaggia. Vabbè, le autoparodie sono una cosa bellissima. No, non è l'auto, che l'hanno scritto. La sceneggiata di... Enzo, tu a Vincenzo Polito lo ricordi pure, no? Come? A Vincenzo Polito lo ricordi bene? Sì, come no? Sì. E allora, mo che se da lei gli facevano copie che canzoni, no? Allora, mo facetto Metronotte. E insomma, andò benissimo. Lo so. Mo ricetta con si voli, ricetta che si chiamava Antonio, mo che se da. Teneva una voce roppia vicino, no? Voglio. Quando avevo il capello, sai che facevo Polio? No, che è Polio. No, ci sbagliato, vai. Dopo, Comunque, ti dico un fatto di Polio, che bello. Vincenzo Poli, che era fonotare, che era La presenza. a presenza record, a Polifon. Comunque, insomma, andavo molto a lungo. Allora, facciamo un Metronotte, andò benissimo. Ma ricette così su Pollici, che era un discografico, ricette fino a Mocca Setà, preparate, nati 2 o 3 canzoni. Allora, ricette Mocca Setà, ricette, ma i Malavita o canzone melodica? Ricette poi ricette, i Malavita. Sì. Allora ricette così Mocca Setà, ricette, e quanta persona hanno a morire? Questa è bella proprio. Ciao miseria, Questa è bella. Tanto che sta facendo parlando di morto stasera. Comunque è andata così. Vabbè. Comunque abbiamo avuto un momento troppo bello per quanto riguarda
il teatro popolare, bello La veramente. sceneggiata, sì, c'è stato un ottimo momento. Eh, Un ottimo momento proprio. Vabbè, però sì, sì. diciamoci la verità, ma potremmo dire la verità, senza che ci si piglia collo. O mettere Mario Merli da sceneggiata, eh? Esatto, No, esatto, no, esatto. perché non ci vediamo collo, perché se è così pericoloso. Ma, No, 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 quella è la verità. Che no, ma c'è? lo so stesso, ci sempre pericoloso. La Quello era un gente personaggio, conosce, quello era un personaggio, quello era un che ti personaggio. conosce, ti conosco io, sei pericoloso. Allora, vabbè, comunque tutto molto bello. Poi, ma comunque, nonostante tutto queste cose, abbiamo un appuntamento, ci dobbiamo forte noi due insieme per fare questa operazione di stasera. Però fatta meglio, fatta che si capisce la storia. Vabbè, ma quella è stata per salutarci, per darci gli auguri, insomma, tutto quanto qua. Per fare tanti auguri agli amici che stanno in ascolto di una buona Pasqua, veramente con la serenità, la pace e la salute. E che questa pandemia va a quel paese, ci passa grazie a Dio e che ritorni tutto un'altra volta come prima. Capito? Comunque voglio salutare un amico nostro che è in comune, Enzo Marino, non so se sta all'ascolto, che aveva impazzito per Mario Trevi, però viene sempre a casa mia. Enzo Marino si chiama. Gli piace assai Mario Trevi, e quando commette io, poi gli ha scritto una canzone, poi ci ha scritto ho dovuto pensare a Mario Trevi. Allora, capito? Ci capito? Tito Katia credo sia Moreno, giusto? Sì, Sarà sì. Sto provando a mettere, non sono capace. Zito. Zito Katia 1, mi sembra. Allora, vediamo un po'. Artito. Sto provando a mandare la richiesta, però non l'accetta. La sceneggiata di Trevio Carabinieri, pure indimenticabile. Probabile? Sì, sì. Non ritorno più ci la prende ma se bandita a stesso morte prata ma sì. Il testo è di Giuseppe Palumbo, no? E la musica è già terrana, poi si mettete vicino con il locale, Parruccia e tutto qua. L'attaccherà proprio aria, devo dare. A proposito di Claudio Villo, mi fatto mente una cosa. Tony Bruni, l'anime Tony Bruni. Io gli diedi una canzone che si chiamava La grande artista. Bella quella, allora, bella. Arriva un momento che si va a parlare, si mi abbascia di fratello esposto. Quando Tony Bruni fa, come si parla, passa il palcoscenico, per una stella, sotto il riflettore, e arriva, ma arriva proprio malamente. Lei l'esposto, avevo fornito che non canta più, che non parli più. Ma chi non può parlare? Cioè, come che dovetti parlare io sul disco? Ma lei ma proprio bello, ma poi quando dice parla una stella, aspetta, non tengo più lacrime, pure che le sono venuta a pensare a te, la samuretta proprio, comunque sono belle, sono momenti bellissimi. Però tre una bella voce. Ma poi c'è pure un di successo, perché non è una sceneggiata che non vorrei mai. Una grande artista. Chi l'ha là da ringraziare a te, che conosce una grande artista. E poi una cosa bella, Tony Bruno, quando arriva io correggevo sempre, no? Che era un po' squadrato a Bonani per Tony Bruno, adesso lo so. Un po', figurati, un po'. Allora, gente, sbattite male, applaudite, ti ricordi? Allora, gente, sbattite male, applaudite, che sta cantando. Hai capito? Lui non andava mai avanti, cioè se non vai avanti, la gente si sono tutti quanti, gente, ma dei bei momenti bellissimi è stato quello della canzone napoletana, voglio. Come è possibile? Allora ci sta Moreno che sta provando ad inserirsi, però forse dal telefonino di Katia non ha l'aggiornamento, quindi non riesco ad accettarlo. Perché è talmente che è complicato accendere il suo telefono. No, io sto mandando la richiesta, però capace ottenere l'applicazione non aggiornata.
Salvatore. Sì, è un appello, metti sotto carico il telefono. Questa cosa più semplice. La corrente e metto il telefono in pappiccione. Che fa? Ma così pazzo, così voglio. La tecnologia sono tutte sotto zero. Sabato vogliamo provare a fare entrare qualcuno, secondo te ci riusciamo? Vediamo chi. Sì, giusto per far felice qualche fan sia di Trevi che di Domenico. E chi c'è sta? Non lo so, inviano tantissime richieste. E poi ne parlare. Sì, possono parlare. Allora vediamo un po', faccio con il vostro permesso, faccio io felice una persona. È tornato anche Morino, è tornato, dice sto qua, Ha capito? Allora, vediamo un po'. Piace che è asciutto, no? Buonasera. Eccoci qua. Buonasera a lui, ok. Allora, maestri, scusatemi che vi interrompo. Vedete che ci sta Nino D'Angelo che sta messaggiando per entrare. Come no, adesso proviamo subito. Vedete, perché sta Nino D'Angelo sta messaggiando da un bel po'. E allora dobbiamo salutare qualcuno. Damiano, perdonami. Innanzitutto io mando un bacio al maestro Trevi e al maestro Di Domenico e al maestro Moreno. A maestra, a me arriva la mia, che manco ci dovrei saccio suonare. Visto che deve entrare Nino D'Angelo, casomai poi dopo entro io. Ma come ciao. Ciao. Buonasera. Ciao. Trovate Nino, vedete che c'è Nino sta messaggiando. Vediamo un po'. Nino, mandaci un messaggio. Allora, vediamo un po'. Nino D'Angelo, ufficiale, devi trovare. Ha mandato 2 o 3 messaggi. E che c'è di amore? Viene una voce, sai chi mi pare? Pavarotti. No, la voce stasera, Rauco, però mi pare un amico mica, non mi ricordo come cazzo si chiama. Veramente, come si chiama? Un amico che parla così. Buscaglione, eri piccola. Ma ti giuro, non mi ricordo. Nino D'Angelo. Dove sta? Poi mica la fotografia, là, mica X. Nino D'Angelo Official, dovete cercare. Scusa, ok, No, chi sei Nino D'Angelo? è un fan. Secondo me qualcosa. Fate attenzione, Sì. Nino, mandaci un altro messaggio se puoi. Dovrebbe fare la richiesta perché purtroppo non riesco a trovarlo. Ve l'ha mandato. Allora. Vabbè, può essere pure che sei sfastriata, ha mandato per molto tempo. Eccolo qua. Dove sta? Vedi, ho visto io, Nino D'Angelo Official. No, ma sono i tag questi, non è lui. No, sì, sono persone che lo stanno taggando. No, ragazzi, guardate che è arrivato, ho visto io prima. Poi si è scaricato il telefono e non ci capite niente di più. Però l'ho messo sotto carica, maestro Di Domenico. Ma funziona. No, è perché era poco la batteria la carica, avete capito? Ma poi lei mi sa visto che funziona l'amore, funziona benissimo. È perché la sbatte caricare un poco. Ma poi tiene sempre sotto carico, lo sai? Sotto carica, sta infilata proprio un fila Ind. Sempre sotto che sono spuntate da capo, succede niente di buono. Noi più giovani siamo sempre abituati a camminare con la riserva. Non siamo come voi che tieni sempre i pieni. Sì. No, ma tu sei lento Kawasaki. No. Allora, senti, More, ma a me parlo di te sempre Mimmo Taurino, volevo salutare Mimmo Taurino. Sì, a Mimmo, un bacio a Mimmo. Mi parla proprio sempre di te. Una bravissima persona, al di là... Non dice More, che dice More? È perché veramente, ti vuole bene. Perché io quando parlo mi permetto di dire qualcosa. Io mi piace di dare al Cesare quel che è di Cesare. Non mi piace di fare
il VIP è di parlare inutilmente. È chiaro, è chiaro. No, ma comunque lui parla proprio bene di te. Proprio Io dico Enzo Di Domenico è un grande artista, ha fatto delle composizioni, per esempio Spusalizzi e Maranare, diciamo. è una. Ah, Paura, Un bar in università, le vostre canzoni, e canzoni Merola. Come si fa a non parlare bene di una persona che ha fatto bene? ho scritto anche molte canzoni a tuo fratello, attenzione. A Mario, quello che avete fatto a Mario, quello che avete fatto a... Ma per piacere, ma potete dire ancora per chi avete scritto? Ma avete scritto qualche canzone, per esempio, a San Pietro? Sì, ma ha risposto. Perché voi avete scritto per tutti. Ma se non mi sbagli, una canzone pure a te, io mi ricordo male. Voi ci diste una canzone a me e Franco Miraggio. Ah, ecco, allora mi ricordo bene, guarda. Che Bellissima, bella, bella, bella. tu la tieni ancora? Io la tengo ancora, come no? E fammi un WhatsApp, perché sto recuperando queste canzoni. Ve la mando, ve la mando, ve la mando. C'è la Salvatore Archira, sì, mi pare che hanno fatto pure 3-4 cover. Ah, sì, la cosa c'è. Ma mi dai a Salvatore Archira? Sì, ve la mando io, ve la mando su WhatsApp. A Salvatore, che tu puoi portarsi? Io il tramite, l'aiuto, cosa faccio comunque? Io faccio il cantante da 40 anni, no? Però la mia fortuna è che quando io ero bambino, che avevo i miei 10 anni, mi ricordo che a casa di mamma, e mio fratello mi può smentire se dico bugie, venivano dei cantanti che non mi ricordo chi è di un uomo, Milva, a sembrare il napoletano, Mare Verde, Mare Verde. Poi veniva Claudio Villa, poi veniva l'altro maestro che non c'è più, come si chiama, Salvatore? Sulle stanfelle camminava, Luciano Taiola. E mi ricordo che c'era un maestro, perché io ero il bambino di 10 anni scugnizzo, no? E c'era un maestro a casa di mamma e Mario Trevi che diceva: no, non si dice non è campagno, è mare verde, no, la dizione. Lo so. E allora quando io racconto qualcosa, non racconto i miei 40 anni di carriera, ma racconto... Mario Trevi c'è stato racconto a Cristo Pavatta e la poteva a te. Non ho capito. Mario, non dicevi stato accolto con Guaglione per battere, tu eri scommizzo, no? Tu eri no, mia mamma diceva, non c'è che sordi, che non ne tengo. Là stanno i maestri e fa un bambino educato. Gli dicevo, no mamma, non ti preoccupare. Io va bacia e dicevo, mamma, ma quanto mi riesce lire? Mamma diceva, ma chi te vivo, non mi meno sordi. Per cui ho vissuto in una famiglia che fa musica da 150 anni. Franco, ma non diceva a mamma, ma tu sei un che 10 lire parla. No, ma mamma non mai una lira, mamma. Mai. Ciao, niente. Niente, ma l'era rubata in dei sacchi di frate mica che 10 lire. Comunque voi siete la storia e io dico sempre ai giovani, perché io parlo con i giovani, ragazzi, non prendete esempio da chi dà malesempio. Prendete esempio come abbiamo fatto noi. Io, Nardi, Zappulla, D'Angelo, abbiamo preso i vostri modi di fare, Mario Trevi, Mario Merola, Enzo Di Domenico e altri, che eravate i nostri educatori. E noi siamo venuti con quella scuola. E mo dico ai giovani, cercate di imitare chi vi dà buono insegnamento. No, quelli... l'abbiamo fatto anche noi, non ti preoccupare. No, perché vado messa a casa e non volete darci più. Voi vado a fare con pasti social. Ma io era, ma faccio fatte Mario. Mario, pure chi sarà tu? Nata tartaruga, frate. Tu. Non è così. Non fate le tartarughe, perché altrimenti escono chi stipidoni, i serpenti a sonagli. È roba buona. Di come stiamo, mamma? Dovete uscire. No, io parlo così perché io sto incavolato, ma non per niente.
Ci pare, ci sembra. No, perché io dico che il tumore e l'AIDS di fronte all'ignoranza è un raffreddore e la canzone napoletana è cultura, non è un giocattolo. Per cui Mario, che dici tu? Prego Mario. Mario, ti parlo poco tu, oggi pazienza. Maestro, parlate pure voi però. Se parlo io, senti una cosa. Se parlo, Enzo, se parlo io, non è che parla Mario Trevi, parlano i vari Giuseppe Cioffi, i vari Giuseppe Anelli, i vari Giuseppe Fiorelli, i vari Bonacuri, i vari Mazzocchi, i vari Rendine. E chi so? E chi so? Chi so? Chi è sta gente? Comunque, sai che cosa faceva Giuseppe Anepeta? Che mi ha dato a me l'onore e veniva a mangiare con me ai Festival di Napoli, sai? Tutti gli artisti importanti. No, io parlavo visto perché io non parlavo certe cose. Ma Palomba, Giordano, Edoardo Alfieri. Praticamente Edoardo Alfieri, praticamente che cosa faceva Anepeta? Allora si dovevano provare le canzoni dei festival, no? Le prove. Ci se Angelo Fiorentino, te lo ricordi il maestro Angelo Fiorentino? Sì, lo conosco proprio. O figlio Dino Fiorentini, là ci ha fatto un pari matrimonio a Dino Fiorentino. Dino Fiorentino lo conosco benissimo, ero pianista Mario Mendes, lo conosco proprio. Io ci ha fatto un pari matrimonio. E allora questo Angelo Fiorentino era il pianista dell'orchestra Anepeta. Non che sei spartuto Dino Fiorentino della moglie. Ma facile per fatto. È spartuto. Comunque senta a me, banda le chiacchiere, Giuseppe Anelli, andiamo avanti, non voglio parlare degli artisti perché chi era un artista con la A maiuscola. E allora Giuseppe Anelli diceva vicino a Angelo Fiorentino, diceva mo amma fe prova con kiss. Sì, Angelo fa una cosa, accompagnalo tu a sto fagaiuolo. Maestri, il vostro alunno si distacca per fare entrare qualche altro amico a vostra conoscenza. Va bene? Chi è? No, sto dicendo casomai potrà con Crunato. Date spazio a qualche altro alunno. Sta attaccando. Buonasera, maestri. Ciao, bello. Maestro Di Domenico, vi voglio bene, vi stimo e vi ringrazio a nome della canzone napoletana di tutto quello che avete scritto, avete composto e grazie a voi, a Mario Trevi e a tanti altri che avete aperto un libro per farci continuare a noi, se ce la facciamo, a scrivere. Che qua non ci sta una lira, ragazzo. Ciao. Buonanotte. Buonanotte Napoli. Buonanotte e buona Pasqua. Perché frate non ti dà. Oh, sacci, ciao. Ciao. Buonanotte e buona Pasqua a tutto il mondo. Ciao, bello. Ciao. Staccami. E devi staccare tu. Marciano, ciao. E come si fa? Ciao. Stai a Marciano che dice? Che disse? Che quando lo stai ha fatto il più grande concerto della sua vita. E non pubblico che c'è ma che figli candere, che le provano maglione. E come si fa? Un ragazzo è un genere. Vedi c'è sta ok, tutto a posto. Chi è? No, Morino non riusciva ad abbandonare. Ok, ha fatto. Era un caricatore, secondo me. Vediamo un momento. Ma non ci sta nelle... Io sapevo l'Inter che ha fatto con Crone 1-0. Maestro Trevi, io ho una richiesta per lei. Posso permettermi? Vai. Un po' di alla mia donna. Così, anche a cappello. Poi facciamo un show allora. Che poco, io non ho mai avuto il piacere di sentirla dal vivo.
Quella è una bella canzone, quella. Però mi piace quando non mi pensi, quando stai incazzato, quando per niente pare una pantera con le tue scenate, quando in dolietto non mi pensi proprio e poi mi giri le spalle. Se sto dormendo fai mille rumori per mi far scetare, sono un pazzo ma ti preferisco così, perché mi piace quando mi fai perdere con te. Ora si perde, ma che bella guerra faccio insieme a te. Che canzone! Mamma mia. Ma questa qua è di Cristo D'Agostino? Agostino Visco 1986 nell'album Ancora io. Nel dire oggi sapevo che canzone la mia si chiama Architravo. Questa è una canzone di 1900. maestro, carità. Io non mi ricordo niente di Ciumari, però io stai scritto tutto cose. E quando voi sapete la data, quando hai scritto la canzone, chiama a lui. Ma quando hai scritto che per me di paura? 1976, e dicevo, voi l'avete scritta la storia, però se non ci sa chi la scrive, come fa chi la sta ricordando? Io mi ricordo proprio. È terribile lui ti ricorda le cose. E vabbè. Poi non parliamo di un nonno sapeva proprio quanta pila era in capo. Tutte cose di un nonno, e poi giustamente. Però questo lo ritengo giusto, attenzione. E vabbè, Mario 3, io volevo salutare tutti quanti, che dici? Eh sì, facciamoci un bello saluto, dai, cominciamo da te. Che volevo fare? Solitaria. Come non mi abbandonate, per l'amore che mi ha lasciato. Aspetta che sarà per un balcone. Aspetta che tu faccia qualche tu. Mai più nessuno di nessuno mi vega deve di dormire un bicchiere cadendo in mazzerini di suonare Signori, io voglio ringraziare pubblicamente Mario Trevi che di questa canzone ne fece un grosso capolavoro. Vorrei che voi faceste a lui un grosso applauso. Guardate che Mario Trevi è uno dei pochi cantanti che cantano vero. Non è l'unico pubblico, è uno di quelli che canta veramente. Auguri anche da parte mia. Vai col finale, nata notte, nata notte, chi sto dolore. E com'è che l'accordo? Ma fa amore. È contento il giovane. Ti aspetto qua con Salvatore. Capito? Va buono. Buona serata. Auguri a tutti quanti che siete in ascolto, veramente di cuore, con la salute, la pace e la provvidenza, perché ne abbiamo bisogno di cantare, specialmente il nostro settore, incominciando dagli elettricisti, i macchinisti, gli artisti, i comici, i parolieri, i discografici. Mamma mia, mangiano male in cento con la parola teatro. Mi sembra imparare a mettere presa, sono stato capace. Ma vuoi Mare, ti aspetto qua però, seriamente. Ciao, un bacio. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Salvatore ti verrà a prendere. Ciao ragazzi. Diego, ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, non arrendiamoci mai. Mai. Ciao. Arrivederci maestro, arrivederci. Ciao.